Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, una buona giornata a tutti, giornata di metà settimana, oggi mercoledì è giornata mondiale del bacio, un bacio a tutti i nostri 12 segni, a tutte le stelle. Noi iniziamo subito con le novità, io sono Maria e vi porto con l'oroscopo di Radio.0, andiamo un po' a capire come andrà questa giornata e partiamo subito dai nostri Ariete, che sono sotto il tiro dell'opposizione lunare a Giove oggi. Non fate affidamento quindi su un colpo di fortuna, non servirebbe, soprattutto se dovete rispondere a domande per un colloquio di lavoro, vi servirà una preparazione impeccabile. Toro, a voi in questo periodo l'energia proprio non manca, utilizzatela però in maniera un po' più costruttiva, senza dare in escandescenze per piccole cose, per cose di poco conto, insomma. Un'antica fiamma si riaccende, inaspettata questa volta. Sarà alla fine soltanto tutto fumo e niente arrosto? Pronti a scoprirlo? Gemelli, passiamo a voi. Ottima luna in bilancia, in giornata vi fa risplendere di luce propria, non avete bisogno di consigli voi, dato che ne avete anche già molti pronti da propinare. È divertente chiacchierare con voi, lo sapevate? Attenti però alla superficialità con cui a volte giudicate una relazione. Avete perso un documento, non trovate le chiavi, amici del Cancro? Non prendetevela con il primo malcapitato che avete di fronte. L'azione della disarmonia lunare con Mercurio oggi si fa sentire per voi. Il nervosismo serpeggia anche con i colleghi. Non sarebbe meglio provare a discuterne? Leone, il vostro turno, siete molto ricettivi, un grazie quindi alla luna nella leggera bilancia, accogliete con gioia ogni nuova idea e cercate subito di condurla in porto, siete velocissimi, coinvolgete anche gli altri però in un progetto interessante, non vorrete mica tenervi tutto il divertimento solo per voi? L'astro della notte vi abbandona a voi della Vergine, la fiducia in un rapporto potrebbe un po' diminuire, è un rapporto importante per lo più, non fatevi però imbrigliare dai timori del tutto infondati e circondatevi invece di persone della quali non temete repentini voltafaccia, quelle insomma che vi vogliono veramente bene. Bilancia, giornata un po' pesante per voi, lo sentite già, vero? Con la luna in casa vostra, ma che bisticcia con Mercurio e Giove. Evitate quindi le situazioni stressanti, se potete naturalmente, sappiamo che non è facile. Dovendo firmare un documento, dovendo prendere una decisione, andateci oggi con i piedi di piombo. Scorpione, certamente non vi spaventa trascorrere qualche momento in solitudine a voi, utile magari anche a riflettere e meditare su certe faccende che vi assillano. Se non volete avere troppi pensieri per la testa, affibbiate a qualcun altro i compiti gravosi. Questo oggi il consiglio delle stelle. Stress che scompare subito per i nostri Sagittario grazie all'apporto benefico in questo mercoledì della luna nella complice bilancia. Non dovete aver paura che qualcuno vi rubi un'idea geniale, non questa volta, l'attuerete subito. Riprendetemi invece immediatamente da una piccola sbandata, pronti a rimettervi in carreggiata il più presto possibile. Capricorno, avete scoperto che un amico ha tradito la vostra fiducia? Non saltate subito alle conclusioni, state calmi, verificate prima la certezza delle vostre affermazioni, è importante. La quadratura lunare non vi permette di fare il bello e il cattivo tempo insieme, dovrete affidarvi a qualcun altro. Acquario, e siamo arrivati a voi, eccellete in ogni settore, ma nel vostro campo specifico non avete davvero nessun valido e serio rivale. Con la luna in segno d'aria voi affine, però è proprio il caso di cambiare aria almeno per un po' di tempo, se ve lo potete permettere naturalmente, magari una piccola vacanza, che dite? E chiudiamo con i nostri pesci, un atteggiamento più gentile, questo potrebbe aiutarvi ad avere più amici e sentirvi più in sintonia anche con chi magari la pensa anche diversamente da voi. Ascoltate più di una campana poi, se volete risparmiare confrontate sempre prezzi e vari preventivi, scegliete insomma la soluzione più giusta. E si chiudono qui le novità dall'oroscopo, non possiamo che augurarvi una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0